I carabinieri di Castelfranco e del nucleo ispettorato del lavoro hanno fatto irruzione in un laboratorio tessile a Borso del Grappa. All'interno e all'esterno della struttura sono state trovate delle videocamere installate senza la preventiva comunicazione alle autorità preposte. Un modo questo per controllare i lavoratori. Rintracciati e identificati 7 dipendenti, tutti cinesi regolari nel territorio nazionale. Non solo, ma i militari durante i controlli hanno rilevato diverse irregolarità, fra queste l'omessa consegna ai dipendenti dei previsti dispositivi di protezione individuale. A nessun dipendente era stata fornita la mascherina anti-Covid. Non solo, non era stato adeguato il piano delle emergenze rispetto alla reale disposizione dei macchinari presenti ed infine la titolare è stata sanzionata anche per l'omessa formazione generale specifica del personale dipendente e per omessa conformità dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Ora la donna, segnalata all'autorità giudiziaria, dovrà pagare fra ammende e multe oltre 30.000 euro. Solo nelle ore scorse i carabinieri hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio. Un centinaio di carabinieri hanno effettuato accertamenti su 71 esercizi pubblici, 400 veicoli e 600 persone.